Benvenuti a voi che siete in presenza e naturalmente a voi che siete a distanza. L'altra volta in una mappa avevamo visto, oltre alla Slovenia completamente assorbita dai paesi che l'avevano invasa, anche l'Austria che praticamente non compariva come Stato autonomo proprio perché nel 1938 c'era stato l'Anschluss, cioè c'era stata l'occupazione tedesca e quindi l'Austria era di fatto diventata una, chiamiamola così, regione del Terzo Reich, quindi diciamo con Hitler dittatore assoluto e quindi diciamo margini di autonomia ben pochi in uno Stato fortemente accentratore come era quello tedesco e come era quello italiano. L'altra volta ci siamo avventurati in questo conto della terribile guerra civile che viene innescata in Jugoslavia dall'occupazione italo-tedesca e anche bulgara e ungherese. Diciamo un periodo in cui gli stati occupatori avevano dato vita su quel territorio a governi collaborazionisti e anche avevano favorito la costituzione di formazioni armate collaborazioniste che avevano dato vita, diciamo, che venivano utilizzate in modo particolare dai tedeschi e dagli italiani contro le formazioni partigiane di jugoslave che erano diciamo sotto il comando di Tito. Quindi diciamo c'era una Jugoslavia che raggruppava un po' tutti quanti i popoli che combatteva contro gli occupatori nazifascisti, quindi i partigiani jugoslavi, e dall'altra c'erano tutta quanta una serie di formazioni che non solo combattevano contro i partigiani jugoslavi, ma si combattevano anche fra di loro. Quindi cetnici contro Ustascia, Ustascia contro musulmani, quindi si innescò veramente una guerra civile particolarmente cruenta, di cui facevano le spese in particolare le popolazioni civili, perché queste bande nazionaliste si scatenavano in modo particolare contro i civili, quindi incendi di paesi, uccisioni, soprattutto diciamo lo Stato autonomo di Croazia che costituirà sul proprio territorio alcuni alcuni lager, alcuni campi di sterminio in cui verranno ammazzate centinaia di migliaia di soprattutto serbi, ma anche musulmani di Bosnia, ebrei, quindi oppositori politici, quindi ci sarà veramente una enorme mattanza di popolazione, quindi soprattutto civili. Naturalmente i paesi occupatori non erano da meno, abbiamo visto anche come le regole di ingaggio previste dall'esercito italiano fossero molto rigorose, per cui bisognava eliminare i partigiani catturati in battaglia, fucilarli, prendere i civili come ostaggi e soprattutto, ecco, quello magari forse ne avevamo già parlato negli anni scorsi, il crimine più forte fu quello dell'istituzione dei campi di internamento. I campi di internamento in cui dovevano essere rinchiusi i civili, ecco, campi di internamento per civili, quei civili che venivano deportati dalle zone di guerra. Quindi era un po' la tecnica usata anche nel dopoguerra, no? In Vietnam, quindi togliere l'acqua al pesce, cioè portare via la popolazione in modo tale che non potesse sostenere il movimento partigiano. Quindi queste decisioni, cioè la decisione di deportare la popolazione civile, veniva presa dalle autorità militari, cioè dai comandanti militari che avevano, in base a quello che avevamo visto l'altra volta, questo libretto, la famosa circolare terza C del generale Roatta, avevano l'autorità di decidere la deportazione della gente. No? Quindi erano i militari che seguivano ovviamente le indicazioni che erano state date
dal governo nazionale, che indicavano di andare in quella direzione. E appunto questi campi di internamento che vengono costruiti soprattutto sul territorio nazionale, ma anche in alcuni territori occupati o annessi dall'Italia. Quindi diciamo esistevano sia in Italia che anche nell'attuale Croazia, Montenegro, eccetera, Albania anche. E questi campi non avevano la funzione semplicemente di tenere sotto controllo la gente, non avevano la finalità, come magari parleremo più avanti, dei campi di concentramento tedeschi, dove la finalità prima era quella dello sfruttamento del lavoro dei prigionieri. Anche perché diciamo buona parte di questi campi di internamento erano formati da donne, bambini, anziani, insomma, no? Cioè, quindi solamente in alcuni campi per certe tipologie di lavori venivano utilizzate queste persone che erano rinchiuse nei campi. Quindi avevano una funzione semplicemente di allontanare la popolazione dai luoghi di combattimento per far venire meno il sostegno alla resistenza e quindi di mantenere sotto controllo questa gente. Per quanto riguarda il numero dei deportati in questi campi, chiaramente non ci sono dati che possano certificare il numero, anche perché dopo l'8 settembre questi campi verranno in larga parte abbandonati, ci saranno distruzioni, quindi si perderanno i documenti dei campi stessi, anche perché in questi campi la gente veniva registrata, quindi cioè, c'erano dei registri, degli elenchi di persone internate. Ci sono alcuni dati che riguardano, per esempio, la Santa Sede, in un documento che diciamo pubblica alla fine di novembre, quindi non siamo alla fine della guerra, quindi, diciamo, siamo appena a metà della deportazione, parla di oltre 30.000 deportati dai territori occupati, quindi anche in questo documento in cui chiedeva al governo italiano sostanzialmente diciamo un trattamento migliore per queste popolazioni, appunto perché c'erano stati delle segnalazioni, dei rapporti che indicavano appunto che in questi campi effettivamente la vita era estremamente difficile, vuoi perché mancava da mangiare, poi che non c'erano coperte per coprirsi, per il freddo, per le malattie, e quindi il trattamento di questi internati era particolarmente duro, tanto che la Santa Sede aveva fatto pressioni sul governo Mussolini per migliorare, diciamo, la situazione di questa gente. Ebbene, in questo documento del novembre del 42 la Santa Sede parla di oltre 30.000 internati, persone internate. E nello stesso periodo invece, ecco appunto per sottolineare il fatto che diciamo i dati sono molto così approssimativi, nello stesso periodo il sottosegretario di Mussolini, Buffarini Guidi, parla invece di 50.000 internati, anche per sottolineare il fatto che diciamo le indicazioni funzionavano bene, insomma, no? Quindi c'erano 50.000. Il governo jugoslavo alla fine della guerra dichiarerà che diciamo, questi internati furono oltre 67.000, quindi un dato ancora maggiore. Comunque si calcola che dalla sola provincia di Lubiana verranno deportati oltre il 10% della popolazione civile, insomma, no? Quindi distinguiamo, non erano combattenti, ma era popolazione dei villaggi, dei paesi. Certamente viene considerato come il campo più grande quello che viene allestito sull'isola di Rab, italianizzata Arbe,
che era una di quelle isole che, che non erano quando c'è l'invasione, vengono annesse all'Italia. E si calcola che siano oltre 15.000, diciamo, quelli che verranno internati in questo campo, anche se dobbiamo pensare che in questi campi talvolta funzionavano anche come luogo di raduno della popolazione, poi dopo venivano spostati soprattutto da quelli periferici a quelli all'interno dell'Italia. Quindi si calcola che siano stati oltre 15.000 quelli internati ad Arbe. In Italia i campi principali, ce ne furono tanti, vedremo dopo anche una mappetta che indica il posizionamento di questi campi, che ecco, contrariamente a quanto avveniva per gli internati italiani, i confinati, erano concentrati soprattutto nella parte centro-settentrionale del paese, gli altri erano in genere nel centro-sud. Questi erano soprattutto concentrati nella parte centro-settentrionale. I principali erano Renicci, Toscana, quindi si calcola che siano stati circa 8.000, Fraschette, che invece è Lazio, provincia di Frosinone, però ce n'era uno molto importante a Monigo, Treviso, Chiesa Nuova, Padova, e anche qui in Friuli ce n'erano due molto grossi, che erano sia quello di Gonars, che era diciamo un campo di Gonars, e uno a Visco. Visco nell'ex caserma, era una vecchia caserma. Oggi Gonars praticamente è stato demolito il campo perché era un campo di baracche, quindi rimangono, se voi avete occasione di passare per di lì, sì, hanno lasciato in piedi i basamenti delle baracche, no? Andando da Palmanova sulla Palmarina. Sì, sarebbe. Mentre quello di Visco, essendo una vecchia caserma che funzionava già in periodo asburgico, era un ospedale, adesso aveva avuto altre funzioni, comunque era una struttura di mattoni, insomma. Sì, Visco si trovava proprio sul confine, sì, si trovava in Austria, no? Quindi, e tra parentesi adesso sentivo che proprio di questi due campi, quindi con Ars e Visco, è già da tempo che si parla, a dire il vero, assieme alla caserma Piave di Palmanova, dove ci fu questo, ne parleremo, non so se ne avevamo già parlato, ma c'era questo centro di repressione antipartigiana che funzionerà dal 43 al 45, dove verranno, si calcola che siano stati oltre un centinaio i morti, quelli o sotto tortura o fucilati, quindi partigiani, combattenti, sostenitori della resistenza. Ecco, di queste tre località ultimamente sono arrivati dei finanziamenti regionali, perché era da tanto tempo che si parlava di questa cosa, e verrà realizzato un museo diffuso, chiamiamolo così, cioè qualche cosa che collegherà queste tre località, diciamo simbolo, insomma, della seconda guerra mondiale. Diciamo che però il primo campo, ecco, cioè questo ci fa capire un po' la mancata programmazione e lo scarso senso di quello che sarebbe successo. Il primo campo viene costituito proprio in provincia di Gorizia, nell'allora provincia di Gorizia, a Cighini, è una piccola frazione del comune di Tolmino. Tolmino, per chi non conosce il territorio, si trova a pochi chilometri da Caporetto, ecco, quindi Caporetto già è sì, perché è più grande, no? E quindi lì viene costruito un piccolo campo per 200-300, e anche lì vicino a Tribussa Inferiore, che è nella selva di Tarnova, anche questo un piccolo villaggio, insomma, no?
però ci si rende conto subito che i numeri posti erano troppo piccoli per quanto stava succedendo e anche perché erano dislocati in zona pericolosa, perché era partigiana quella, e quindi diciamo quelli verranno smantellati subito. E va ricordato anche che verranno aperti, se ne parlava anche, delle carceri sussidiarie, perché molte di queste persone venivano arrestate, catturate e in attesa della destinazione venivano rinchiuse in carcere. Però il carcere di Gorizia poteva contenere solo un certo numero, per cui vennero aperte in provincia, sempre in provincia di Gorizia, le due carceri sussidiarie, una per le donne, era il convento della Castagnevizza, che ospitava queste donne in attesa della destinazione, e l'altro invece era quello di Poggio Terza Armata, italianizzato, il vecchio nome è Strausi, non Strausi ma Poggio Terza Armata, dove sorgeva il famoso cascamificio ancora di epoca asburgica, no? Quindi lì, infatti andando lì mi pare si possa vedere la targa che ricorda questo carcere sussidiario. E anche in provincia di Gorizia, ecco, c'era un altro piccolo campo per 200 persone a Fossalon di Grado, perché e questo era un campo particolare perché era costituito da giovani che andavano a lavorare, ecco questo era un campo di lavoro, andavano a lavorare nell'azienda dell'Ente Nazionale Tre Venezie, che era un ente di bonifica, quindi che operava nella basso Isontino, bassa Friulana, in quella zona lì. Quindi quello lì era l'unico campo cioè era un campo di lavoro, eccolo. Questi campi venivano amministrati, gestiti, diciamo, dai militari, pochissimi, quasi tutti dai militari, quindi erano i militari che avevano la responsabilità del campo, che avevano turni di guardia, eccetera. Pochi invece erano governati, diciamo, dal Ministero degli Interni, quindi dalle forze di polizia, in genere erano quelli della milizia che provvedevano al controllo di questi campi. Appunto, le dure condizioni di vita di queste strutture provocarono ovviamente un numero notevole di morti, che anche questo non è granché quantificabile. Senza dubbio quello che diciamo in cui si registrò il numero maggiore di morti fu sempre quello di Rab, no? Anche perché appunto contrariamente a Visco e anche a Gonars, dove le strutture erano o in legno o in mattoni, ad Arbe e anche in altri campi si viveva in tenda, no? Quindi sì, erano soprattutto, pensiamo a chi doveva abitarci, quindi le persone anche più deboli, insomma, no? Che avevano effettivamente grande difficoltà a vivere in tenda. E tra parentesi, proprio anche a Rab ci sarà, adesso non ricordo il giorno preciso, ma ci sarà una grande alluvione che spazzerà via una buona parte del campo, che si trova proprio, anzi dopo vedremo alcune foto, vicino al mare, quindi ci saranno decine di morti in quell'occasione lì, proprio perché vennero trascinati in mare, insomma, no? E anche un altro campo in cui molti furono i morti è quello che viene allestito sull'isola di Melada. Melada si trova in Montenegro, a sud, dove anche, no scusate, adesso è nell'arcipelago di Zara, non nel Montenegro, ma in un'isola a nord della città di Zara, una di quelle isole che dopo magari penso di aver fatto anche una mappetta, una di quelle isole che è quasi a nord della città di Zara.
e anche perché lì questo campo veniva, fra virgolette, utilizzato per trasferire coloro che venivano, poi dopo dovevano essere fucilati, in quanto, come ci ricordiamo, i comandi militari avevano la possibilità di individuare un numero di civili da fucilare in caso di combattimenti, di morti, e quindi da questo campo si calcola che siano state oltre 300 le persone prese, portate sul continente e fucilate come rappresaglia per i combattimenti che avvenivano sul territorio. Allora, vi vedo pensierosi. Ah, sì. Allora va detto che prima dello scoppio della guerra, ovviamente, si era pensato anche ad allestire dei campi di concentramento da un lato per i prigionieri di guerra e dall'altro anche perché, come abbiamo già visto, in questi campi dovevano andarci non solo i prigionieri di guerra, ma anche in campi separati ovviamente, ma anche quelli che venivano considerati come pericolosi. Quindi abbiamo visto gli stranieri, i politici, e quindi questi erano destinati a questi campi. Però, diciamo, in pratica, dopo all'inizio della guerra ci si accorge che questi campi non bastavano più. Quindi allora o ne vengono allestiti di nuovi che inizialmente avevano tutti quanti la struttura di tende, quindi quasi tutti erano tende all'inizio. Poi dopo, magari nel corso della guerra, venivano costruite le baracche. Naturalmente si deve pensare che questi campi soffrivano il fatto che con il passare del tempo le condizioni di vita della gente in generale si aggravavano e per questi ce n'era sempre di meno. E infatti c'è proprio, forse ne avevamo anche già parlato tempo addietro, quando proprio il delegato pontificio chiede spiegazioni al governo italiano sul fatto che appunto si sapeva che le condizioni di vita erano molto dure. Il generale, mi pare fosse Gambara, risponde che campo di internamento non è campo di ingrassamento, quindi per dire che questi venivano trattati ed infatti alcune foto si vede che un po' avveniva quello che abbiamo visto su altre foto che si riferiscono ai campi di concentramento tedeschi. Insomma, è chiaro che uno senza mangiare, anche se è costretto all'ozio, ma perde peso, quindi appunto c'era stata questa protesta, questa richiesta, proprio perché si sapeva che nei campi le condizioni erano dure, insomma, no? Ecco. Ecco, cominciamo con una foto. Abbiamo parlato prima di quello successo, però voglio dire anche le truppe occupanti non è che si tirassero indietro, perché questo qui diciamo, è un reparto italiano che dopo aver ucciso questo Andrei Arco, era un comandante partigiano della zona di Tolmino, quindi siamo nella provincia di Gorizia, insomma, no? Lo portano in giro per il paese come trofeo di guerra. Quindi a dire che l'atrocità delle guerre porta a questo, e gli italiani non furono purtroppo da meno rispetto agli altri, insomma, no? Eccolo, del resto vediamo quello che sta succedendo in questi giorni. Ecco, questo qui invece è una mappa che indica i principali campi di internamento per civili jugoslavi a questo punto, perché non furono solamente sloveni e croati di queste terre, ma diciamo che questa tecnica di deportazione della gente si estese a tutti i territori occupati. E quindi diciamo
che i principali campi erano proprio concentrati nell'Italia settentrionale. Oltre a Gonarsi e a Visco, infatti c'è Monico, Chiesa Nuova, Cairo, Montenotte, perché Montenotte, sì, Cairo Montenotte, Renicci, tra parentesi il destino di alcuni di questi sarà ancora più tragico, perché dopo l'8 settembre molti campi, tipo come Visco, Gonars, i militari scappano e quindi scappano anche i civili, ma in alcuni altri, Cairo Montenotte e anche Renicci, i militari mantengono il controllo del campo e vengono sostituiti dai tedeschi, e quindi una parte di questi poi dopo verrà deportata in Germania, questa volta a lavorare nei campi di concentramento, quindi probabilmente nelle condizioni in cui già si trovavano, sì, sarà stata anche piuttosto dura. E come dicevo prima, alcuni grandi campi vengono aperti anche nelle zone annesse, quindi Arbe, che si trova qui è più a nord rispetto alle altre, Melada, che come dicevo è un'isola di fronte a Zara, e anche questo qui è Prevlaka e Melada, Mamula, che si trova, una Mamula si trova in Montenegro e l'altra si trova attualmente in Croazia, però come vedremo nella mappa erano praticamente, si trovavano di fronte, facevano parte infatti di un complesso unico, per cui adesso mi pare Mamula ci fossero internati maschi, nell'altra invece le donne, no? Quindi, però diciamo anche quindi nella parte occupata, poi ce n'erano anche altri in Albania, in tutti i territori sotto controllo italiano. Questo è Gonars, quindi qui siamo in Friuli. Gonars, infatti si vedono le baracche di legno, quindi una struttura già più solida che riparava meglio la gente, quindi qui si trattava soprattutto principalmente di civili sloveni e croati, non solo della regione, quindi non solo della provincia di Goriti, ma anche della provincia di Lubiana, che come ricordiamo era stata annessa all'Italia, no? Questo è un interno, sì, questo è una foto proprio sì, appunto la struttura è sempre quella, no? Sono i letti a castello, i letti, qui avevano le brande, ma probabilmente avevano anche, pare di vedere che ci fossero anche dei materassi o qualche cosa che rendeva, ecco, Pagliarici, sì, questi sono comunque ecco qui, infatti il Comando Superiore delle Forze Armate Slovenia Dalmazia, sezione fotografica, cioè noi abbiamo parecchia documentazione che ci viene direttamente dai comandi militari, per questo che dopo l'8 settembre, forse l'avevo anche già detto, ma le truppe jugoslave riescono ad impossessarsi di una enorme documentazione delle varie divisioni che occupavano il territorio, e quindi vengono a conoscenza dei rapporti che i vari comandi facevano al comando superiore, e quindi sono documentate le stragi, gli ammazzamenti, le fucilazioni, perché ovviamente ogni ufficiale che faceva un'azione doveva poi dopo fare il rapporto al proprio superiore, quindi una copia andava a Roma, una copia rimaneva nell'archivio della divisione dell'armata, quindi cioè ci saranno nel dopoguerra appunto migliaia di richieste di criminali di guerra che verranno rivolte all'Italia, ma proprio su documentazione diretta, trovata, quindi non per e quindi anche se poi dopo abbiamo visto che nessuno di questi pagherà, perché poi cambieranno le situazioni generali, eccetera. Ecco, questo invece è Visco. Visco era
qui si vede l'ingresso di questi internati militari italiani, e era invece una caserma di mattoni, quindi diciamo strutture ancora più solide rispetto a Bonaris. Ecco, questo è sempre Visco, quindi si doveva immaginare, sì, non c'era il muraglione, ma comunque c'erano queste reti e torretti di guardia, appunto, che impedevano. Sì, sì, poi dopo c'erano, mi pare, dei fossati lungo il confine, quindi sì, Dio, doveva essere tenuto sotto stretto controllo. Ah, eccolo, questa è una foto vecchia di Arbe, no? Quindi è 42, perché dopo il 41 viene annessa, no, l'isola. Ed è diciamo, il campo più duro. Ecco, qui si vede, era costituito da tende inizialmente, anche se poi dopo, in seguito, una parte verrà sostituita con delle baracche, no? Una parte del campo, delle baracche, si devono tenere conto che il clima è indubbiamente ottimo in estate, ma d'inverno lì c'è freddo, c'è lavora, quindi si moriva anche per queste ragioni, no? Per le malattie che, messe assieme al freddo e alla scarsa alimentazione, evidentemente portavano alla morte, no? Ecco, qui siamo sempre a Rab. Ecco, si cominciano a costruire queste baracche in legno, in muratura, no, erano in legno, però so che erano in legno, quindi sì, anche perché il numero dei deportati aumentava, insomma, no? Sì, infatti era, sì, quindi diciamo questa era la forma originaria, no? Quindi comunque una parte del campo rimane sempre tenda, insomma, no? Quindi queste erano le condizioni e questo è il cimitero, anche questa una foto che ci viene direttamente dai comandi militari, che indica appunto le croci, quindi immaginiamoci quanta gente che morirà in questo campo. Ecco, questa è oggi Rab, no? Quindi è un luogo di vacanza, di turismo. Qui infatti c'era la famosa scritta che abbiamo visto prima, no? E quindi sì, oggi è tutt'altra cosa, no? Infatti si vedeva sia la scritta che anche il campanile dietro alle spalle, no? Eccolo, questo invece è una foto d'epoca, no? Probabilmente una foto di un militare che ha inviato a casa, perché si vede che ha proprio ancora la struttura della fotografia. E qui siamo a Melada, che in croato si chiama Molat ed era conosciuta appunto ancora in epoca romana, proprio perché Melada significa miele, cioè Insula Melada, in latino, era l'isola del miele, che probabilmente sarà stata famosa per questa ragione, e sarà veneziana fino praticamente a quando, fine Settecento, quando Napoleone occupa la Repubblica di Venezia, poi dopodiché si passa all'Austria e diventa austriaca, no? Ecco, questa è una cosa che facevano giornalmente, quindi saluto alla bandiera, quindi in cui tutti dovevano essere partecipi alla bandiera. Dunque, questo campo viene attivato nel giugno del 42 e si calcola che sia stato frequentato, fra virgolette, da circa 20.000 persone. Ecco, inizialmente, ecco, vedete, c'erano solamente tende anche qui, poi dopo vennero costruite anche alcune baracche di legno.
sì, quindi era abitato soprattutto da, sì, si vedono tanti bambini, insomma, in e questo è anche il cimitero, naturalmente è stato ristrutturato a basso costo, però comunque significare che effettivamente anche qui il numero di morti fu notevole. E tra parentesi, anche poi dopo questo campo in larga parte verrà poi dopo trasferito altrove e una buona parte dei prigionieri verranno trasferiti a Fertilia, che si trova in Sardegna, che era una di quelle zone bonificata in cui dovevano andare, io racconto anche la storia perché riguarda anche un gruppo di cremonesi, tra le altre cose, doveva raccogliere i romeni, cioè gli italiani che erano emigrati in Romania in periodo asburgico e quindi si erano stabiliti qua, diciamo nei mesi che precedono lo scoppio della guerra, hanno la possibilità di rientrare in Italia e a loro era stata destinata questa zona di Fertilia dove avrebbero potuto coltivare. E appunto io ho conosciuto la storia perché appunto studiando questa questione dei romeni che oggi abitano a Cormons, loro sono andati fino a Fertilia pensando di trovare, e lì invece le condizioni erano talmente difficili che si rifiutarono di rimanere a Fertilia e quindi rientrarono, andarono da altre parti. E quindi questi deportati, croati soprattutto, verranno trasferiti a Fertilia. E a Fertilia, poi dopo, buona parte di questi verrà trasferita a Renicci, quindi verranno riportati sulla terraferma, anche la sappiamo terraferma, sul continente, no? Eccolo. E lì anche a Renicci, appunto l'8 settembre ci sarà la confusione generale, per cui una parte di questi verrà proprio presa dai tedeschi e mandata in Germania, no? Quindi avranno un tour veramente complicato. Ah, eccolo, questa è l'isola di Melada, no? Quella di cui parlavamo prima. Questa, un attimo che adesso vediamo. Adesso mi confondo, Melada. Adesso qui ho allora, questo è il forte, come vi dicevo prima, era suddivisa, aveva la duplice funzione, perché a Mamula venivano portati gli uomini, venivano rinchiusi gli uomini, dall'altra parte invece donne e bambini. E questa era una fortezza, eccola qua. Dall'alto si vede perché questa era una fortezza austriaca, difesa delle isole, insomma, no? E quindi era strutturato un po' come fortezza, quindi si prestava molto bene ad essere una prigione, insomma, no? E qui in quest'isola erano non solo internati civili, insomma civili montenegrini e croati, ma anche erano internati ebrei, anche del gruppo di ebrei e di musulmani dell'Erzegovina che erano stati trasferiti lì. Ecco, quindi oggi questa è diventata un hotel di lusso, no? Quindi si vede che quindi questo è diventato oggi naturalmente la posizione è molto bella, è molto, no? Ecco, e questa invece è la penisola di
Prevlaka, dove c'era il campo femminile, chiamiamolo così, donne e bambini, eccolo, quindi si trovavano uno di fronte all'altro, anche questa ovviamente una zona turistica molto bella, infatti qua si vede, dalla penisola si vede l'isola che dovrebbe essere quella in centro, no? Quindi siamo in posti molto belli, le bocche di Cattaro sono veramente molto 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 belle, no? Ah, eccolo qua, per dire, eccolo qui a sud c'è la penisola e Mamula è qua, eccola, no? Quindi, e qui c'è l'ingresso delle bocche, no? Quindi veramente molto... quindi qui siamo, infatti c'è, no? Qui Croazia e qui invece Montenegro. Montenegro, no Montenegro. Bene, allora io interrompo nuovamente la condivisione e ci rivediamo. Allora, ditemi, se no, no, se no mi tocca andare avanti. E vi. Comunque rap si chiamava rap. Arba in latino e anche nel dialetto odierno dalmatico, e poi i croati hanno messo rap, ma si è sempre chiamata in maniera molto più italiana di più. Gli italiani hanno messo Arbe, che è stata italianizzata in Arbe. Originariamente è sempre scritto Arbe. Beh, probabilmente sì, sarà stato periodo veneziano, è chiaro che avrà avuto un altro nome, insomma. No? Quindi noi tutti dal latino sono passati all'italiano, che poi era veneziano. Bene, allora, se voi non dite niente, vado avanti io. Allora, abbiamo visto che l'occupazione sviluppa la lotta partigiana. Inizia, per quanto riguarda il nostro territorio, inizia nella provincia di Lubiana, dove si costituisce il Fronte di Liberazione Sloveno, dove si formano le prime formazioni partigiane combattenti, e però nell'arco di pochi mesi, di alcuni mesi, la lotta partigiana si estende anche all'interno dello Stato italiano, cioè all'interno della provincia di Gorizia, di Trieste, di Fiume, di Pola, cioè diciamo nella provincia di Gorizia e di Trieste la resistenza slovena, in quella di Pola e di Fiume quella croata, quindi diciamo che già alla fine del 41 i confini, cioè l'Italia viene investita direttamente dalla guerra, perché fino a quel momento avevamo detto che queste terre non erano state coinvolte in operazioni militari. Anche il resto d'Italia, a parte i bombardamenti di qualche città italiana, ma diciamo la guerra non era entrata proprio, la guerra guerreggiata non era entrata all'interno dei confini nazionali. E quindi dalla provincia di Lubiana, quindi la resistenza armata partigiana si estende anche al confine orientale e diciamo si diffonde molto rapidamente proprio perché può contare su una forte base popolare di sostegno, e questa diciamo base popolare di sostegno era in parte motivata dal fatto che la popolazione slovena e croata aveva subito per 20 anni la repressione di uno Stato che aveva cancellato ogni identità nazionale, chiuso le scuole, quindi c'era una forte animosità, odio nei confronti del regime, ma un odio che si trasferiva anche nei confronti dell'Italia e di tutto ciò che era italiano, perché si vedeva l'Italia come il paese oppressore. Quindi, diciamo e quindi questo fatto porterà anche al coinvolgimento, diciamo, di ampi strati della popolazione e anche della società slovena e croata. Quindi parteciperanno soprattutto in queste nostre zone anche una buona parte del clero cattolico, che invece abbiamo visto nella provincia di Lubiana, come il vescovo e altri, si era schierata
dalla parte degli occupatori. Invece in queste terre, in modo particolare sul Coglio, nel Caporettano, in queste zone qui della provincia di Gorizia, una buona fetta del clero di base, diciamo, no? Aderisce immediatamente al movimento resistenziale. E diciamo, inizia diciamo subito, anche perché per organizzare la lotta armata ci vuole qualcuno che sia in grado di poterlo fare, di poterla dirigere, eccetera. E qui c'era sul territorio, c'erano due formazioni che erano riuscite, nonostante la repressione, a mantenere in piedi un minimo di organizzazione clandestina, nonostante i processi, nonostante le condanne. Quindi da un lato il Partito Comunista sloveno e anche italiano, che aveva mantenuto una rete clandestina di militanti, e dall'altro, se vi ricordate, l'organizzazione TIGR, che riuniva i nazionalisti, i liberali anche cattolici sloveni, che del litorale. Infatti TIGR era Trieste, Istria, Gorizia e Fiume, indicava l'unione delle quattro province, insomma, in cui c'era popolazione di lingua slovena croata, no? E quindi anche la presenza di questa permette l'organizzazione delle prime formazioni partigiane, che si costituiscono già alla fine del 41, e dobbiamo tenere conto che soprattutto nel Goriziano, la situazione è diversa in Istria, ma nel Goriziano diciamo, ci si trova in un territorio particolarmente adatto, tra virgolette, alla guerra partigiana, perché se noi pensiamo alla parte orientale della provincia, è una zona montagnosa, quindi laddove ci si può nascondere, ci si può organizzare, si può affrontare ad armi pari il nemico. Quindi, ed infatti saranno le zone del Tarnovano, quindi la zona della selva di Tarnova, del Caporettano, che avranno e in cui inizieranno le prime operazioni partigiane. E naturalmente questo provoca da parte dello Stato italiano, provoca delle contromisure, proprio perché bisognava contrastare le prime bande partigiane, che comunque erano sì, poco organizzate, poco armate, quindi, però comunque rappresentavano un pericolo, anche perché nelle zone liberate il fronte di liberazione andava a sostituire gli organismi dello Stato italiano con quelli nuovi, quindi con quelli che venivano chiamati poteri popolari. Quindi il comune non era più gestito dal podestà, ma c'erano coloro che venivano posti dal fronte di liberazione. Quindi si comincia a modificare anche l'organizzazione dello Stato all'interno delle zone libere. Quindi sono zone contro le quali naturalmente lo Stato italiano cerca di porre rimedio. E vengono diciamo presi due provvedimenti. Intanto viene costituito un apposito corpo d'armata, che era il 23° corpo d'armata, che aveva proprio il compito specifico di contrastare militarmente le formazioni partigiane, quindi bisogna combatterle. Quindi viene istituito un corpo d'armata formato da, anche questa è una caratteristica, inizialmente si chiamava Divisione Venezia, era una divisione di fanteria che veniva utilizzata per combattere le formazioni partigiane. Questa divisione di fanteria Venezia, con il rientro nel 1943 dei superstiti della ritirata di Russia, diventa divisione Torino, perché appunto una parte dei fanti del Torino verranno dislocati in questa zona in fase di ricostituzione, prenderà nome di Divisione Torino e sarà quella divisione che l'8 settembre contrasterà l'avanzata tedesca, proprio qui, che avevo parlato l'anno scorso. Sì. Quindi ecco le storie un po' come si confrontano. Quindi allora viene costituito un corpo d'armata che aveva il compito di combattere militarmente contro le formazioni partigiane.
Il secondo provvedimento che viene preso, viene istituito l'ispettorato speciale di pubblica sicurezza per la Venezia Giulia. Era formato da circa 200 poliziotti, chiamiamolo così, che avevano un altro compito, che era quello di sopprimere o reprimere il sostegno, la resistenza, non quella militare partigiana, ma quella che, non so, coloro che collaboravano, che portavano i materiali, davano e quindi c'erano, e aveva questo ispettorato speciale compiti appunto di questo tipo e aveva praticamente libertà d'azione, quindi poteva fare un po' sostanzialmente quello che voleva, e quindi anche l'uso della tortura, e anche poteva decidere la deportazione della gente, quindi anche in queste terre ci saranno persone, villaggi che verranno Buonasera. buonasera, che verranno svuotati e quindi mandati nei campi di internamento. Questi uomini, del resto in buona parte, dopo l'8 settembre si metteranno al servizio dei tedeschi e sotto la guida di Collotti daranno vita a questa famosa banda Collotti, che sarà tristemente nota soprattutto nel Triestino, dove si macchierà di orribili crimini, e a Trieste c'è ancora come si chiama? Villa Triste, dove venivano rinchiusi, diciamo, questi prigionieri, dove poteva succedere un po'. Ed è, diciamo, l'unico reparto speciale che viene costituito in Italia. Quindi non ci sono altri reparti speciali che vengono, ovviamente non c'era la ragione di farlo, ma solamente nella Venezia Giulia verrà costituito questo reparto comandato dall'ispettore Giuseppe Guedi, anche lui. Ecco, quindi diciamo, inizia la resistenza della Vene croata, diciamo, lo Stato risponde con la costituzione di un'apposita corpo d'armata e con un diciamo, reparto speciale di polizia. Questi gruppi partigiani inizialmente sono autonomi, quindi si gestiscono come nuclei da sé. La figura di Tito, questo bel genere. Allora, dobbiamo sempre tener conto che questi gruppetti erano anche piccoli, che agivano per conto, però dobbiamo sempre pensare che facevano capo tutti quanti all'Esercito Popolare di Liberazione della Jugoslavia, al comando di Tito, e quindi noi dobbiamo sempre, quando parliamo delle formazioni, dobbiamo parlare di un esercito popolare che era diramato su tutto il territorio nazionale. Per cui quando parleremo di nono corpus, che era quello che operava qua, quello era il nono corpus dell'armata jugoslava. Quindi diciamo tutti facevano capo a Tito, che era già nel 41, era già il comandante delle formazioni partigiane che operavano soprattutto in Serbia, Montenegro, Bosnia. No? Sì, diciamo che in Jugoslavia, forse riprenderemo questo discorso, ma quando c'è l'invasione nazifascista, nei giorni immediatamente successivi, quelli che avevano una struttura organizzata, gli unici in Jugoslavia erano comunisti, sotto i clandestini, perché ovviamente lo Stato era uno Stato totalitario, non aveva posto fuori legge tutti i partiti, avevano una struttura organizzata e quindi sono i primi a promuovere delle riunioni per mettere assieme diciamo una resistenza contro. Dopodiché ci saranno solo i comunisti, poi dopo anche altri gruppi politici che si aggregheranno, però i comunisti avranno fin dall'inizio diciamo una posizione dominante all'interno della resistenza. Per cui Tito, che allora era il segretario del Partito Comunista Jugoslavo, diventa anche il comandante partigiano, e poi nel 42, magari riprenderemo, diventa anche il primo ministro del governo jugoslavo, che disconosce quello ufficiale di Londra, quello di Re Pietro, insomma, no? Quindi a Jajce in Bosnia,
nel nord della Bosnia, viene costituito questo primo governo del jugoslavo, che poi adesso aveva un altro nome, se non mi ricordo, ma comunque diciamo farà capo tutte le resistenze, faranno capo perché infatti noi parliamo di formazioni partigiane perché in Italia siamo abituati, c'era le Garibaldi, le Osoppo, i Baretti Verdi, cioè c'erano tante formazioni di tipo diverso, politicamente orientate in modo diverso. In Jugoslavia invece c'erano le formazioni partigiane che facevano capo a e infatti parleremo che quando la resistenza italiana parlava con quella slovena, gli italiani rappresentavano un gruppo di un governo che non c'era, di uno Stato che non esisteva. Loro invece rappresentavano un esercito di un paese che si stava costituendo.